Millefoglie di mozzarella SGT in crema di grana padano fredda al basilico farcita con erbe di campo e asparagi bianchi. Andiamo a tagliare la mozzarella a fettine e la andiamo a panare con della farina da polenta. La lasciamo qualche minuto nella farina in modo che la farina assorba la parte di liquido della mozzarella. Poi nel frattempo abbiamo lessato delle erbe di campo con acqua e sale e cotto degli asparagi bianchi tagliati a losanghe con un po' di olio extravergine di oliva, del sale e del pepe. Invece con del grana padano grattugiato, olio di oliva extravergine, foglie di basilico e un po' di acqua di cottura delle erbe di campo abbiamo realizzato una crema di grana padano, questa volta però fredda, non cotta. Abbiamo valorizzato il gusto del grana padano evitando una cottura a caldo. Ora andiamo a preparare la nostra millefoglie. Scaldiamo dell'olio di oliva extravergine in padella e andiamo a disporre le nostre fettine di mozzarella in cottura. Scusi chef, ma la mozzarella è anche veneta? La mozzarella è anche veneta, c'è una produzione certificata anche in Veneto, STG, ed è fatta solamente con latte veneto e infatti in questa ricetta abbiamo cercato di proporre non la classica caprese di mozzarella e pomodoro, che sarebbe un piatto tipico anche della tradizione della cucina italiana, ma abbiamo proposto la mozzarella rivisitata con prodotto di questo territorio che sono gli asparagi e di questa primavera in questo periodo con le erbe di campo. Quando la mozzarella è rosolata nell'olio di oliva extravergine panata nella farina da polenta, la realizziamo poi in una placca da forno imburrata a millefoglie. Mettiamo sul fondo le nostre erbe di campo, appoggiamo una fetta di mozzarella, la schiacciamo leggermente per farla aderire, sopra questa mozzarella mettiamo un po' di asparagi, un'altra fetta di mozzarella panata e ancora un po' di asparagi. Una spolverata di grana padano, un filo d'olio extravergine e la andiamo a gratinare in forno e poi ci predisponiamo per l'impiatto. Quando la millefoglie è gratinata, la tiriamo fuori dal forno. Il forno va ad alta temperatura per evitare che la mozzarella sciolga eccessivamente. E ora la andiamo a impiattare con la nostra crema fredda di grana padano al basilico. E poi disponiamo la nostra millefoglie. Qualche erba di campo per chiudere in superficie, una punta di asparago, dell'olio al basilico per decorare il piatto. La nostra millefoglie di mozzarella SGT con asparagi bianchi ed erbe di campo è pronta. Un punto di domanda verde con un punto bianco all'interno.